Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Deg a Cesare, cioè all'imperatore, quel che spetta, e a Signor quel che spetta al Signor. Questa frase, che anzi, se guardiamo sul foglietto della messa di oggi, è più correttamente detta: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, mi giunge a proposito, diciamo, mi aiuta a fare così una piccola riflessione alla fine di questo mese di luglio, in cui avrei voluto parlare del fatto che sono ancora per l'11° mese in fase di dissenso civile nei confronti di provvedimenti da cui mi sono sentito e mi sento preso in giro, di riflessione su questa crisi politica che ci porta alle elezioni anticipate, dove la gente ha fatto veramente fatica a capire, fa fatica a capire cosa stia succedendo. Ecco che le letture di oggi, almeno quelle del rito ambrosiano, si soffermano proprio sul ruolo degli uomini di governo, sull'importanza della politica, insomma, della politica che dovrebbe avere la P maiuscola, mentre quella che vediamo tutti i giorni purtroppo ha la P minuscola, secondo me. Ecco, appunto, queste letture ci vengono in aiuto. Faccio la solita premessa che questi le di pensier che fu sempre pensante a Schurcarera, che il dice che prima di fare osservazioni agli altri rendere un vesnuk perfetto, ma siccome è perfetto che nessuno, vabbè, faccio le mie osservazioni. Sempre però nell'ottica anche dell'altra traccia che avevo cercato di seguire, cioè quella dell'età della ragione, cioè cercare di, se possibile, usare la ragione. Ed ecco che la ragione la usa San Paolo nella prima lettera a Timoteo, dove dice: carissimo, raccomando che si facciano domande, suppliche e preghiere. Ecco qua, questo non so se lo vedete il testo, comunque lo potete, sulla Bibbia si può guardare la prima lettera a Timoteo. Preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Ecco che San Paolo mette in relazione il fatto che una gestione corretta del potere ha come conseguenza una vita calma per tutti. E questo dice appunto San Paolo, tanto più che San Paolo dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità, quindi è desiderio di Dio che tutti conoscano la verità. Purtroppo siamo in un tempo in cui sembra che anziché la verità si cerchi il proprio tornaconto e c'è un relativismo molto accentuato da tanti punti di vista, ma sulla politica in realtà ci sono delle costanti, almeno per chi come me ha studiato scienze politiche, sa che ci sono delle costanti che si ripetono e si ritrovano anche nella prima lettura, quella dal primo libro di Samuele, in cui si racconta quando il popolo di Israele chiede a Samuele che gli venga dato un re, perché erano stufi dei giudici, soprattutto perché i figli di Samuele non si comportavano bene. Anche qui vediamo se qualcuno riesce a vedere il testo dal video, ma altrimenti lo si può cercare sempre sul libro corrispondente. È interessante che dice che i figli di Samuele deviavano dietro il guadagno, accettavano regali e stravolgevano il diritto. Quindi, siccome qua ci troviamo attorno al X secolo a.C., o XI, grosso modo, quindi la corruzione era già ben diffusa. Solo che Samuele, pur anziano, però aveva ancora assolutamente il sentimento a posto, dice agli israeliti, anzi no, chiede al Signore: gli israeliti vogliono un re, e il Signore dice: sì, ma fai pure che si prenda un re, poi ne pagheranno le conseguenze. È interessante che dice Samuele: attenzione, dice, perché questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli, li farà correre davanti al suo cocchio.
li costringerà ad arare i suoi campi, mettere le sue messi e a prestargli le armi. Prenderà anche le vostre figlie per fare le sue profumiere, cuoche e fornaie. Prenderà i vostri campi, le vostre vigni, i vostri oliveti più belli e li darà ai suoi ministri. Niente di nuovo sotto il sole, per citare un altro libro, cioè il Coelet. Sulle vostre sementi, sulle vostre vigne, prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani e ai suoi ministri. Vi prenderà i servi e le serve, i vostri armenti migliori, i vostri asini, e li adopererà nei suoi lavori. Metterà la decima sulle vostre greggi e voi stessi diventerete suoi servi. Quindi Samuele avvisa, dice: guardate che se scegliete un re, poi il re farà il re veramente e vi sottoporrà a questi tributi, eccetera. Quindi qui sorge il discorso appunto del tributo. È giusto dare tributo al re, a chi governa o meno. Samuele mette in rilievo appunto una questione, che chi è in politica, chi comanda, o comanda secondo una legge morale, che per la Bibbia è la legge di Dio, o comunque che abbia anche quelle che una volta si chiamavano anzi si dovrebbero chiamare ancora adesso, non so più che le insegna, comunque le virtù cardinali: la giustizia, la fortezza, la prudenza, la temperanza, quella che Ambrogio Lorenzetti ha dipinto in modo magistrale nel Palazzo di Siena. E altrimenti, se non segue una legge morale, il re che cosa fa? Prende tributi, prende le cose migliori dei suoi sudditi e le dà ai suoi cortigiani. Ora, il Samuele poi verrà evocato da David. Qui abbiamo questo dipinto di Salvator Rosa, del pittore del 600, quello prima era Masaccio, dopo ne riparlerò, dove si narra quando Saul, preoccupato perché deve affrontare i Filistei, contro i quali poi cadrà dopo poco, evoca una negromante, cioè chiede a una negromante, a una indovina, di evocare lo spirito di Samuele per sapere come andranno le cose. Ecco, qui siamo alla fase conclusiva del rapporto tra Samuele e Saul. Invece la lettura di oggi ci parla dell'inizio, cioè quando addirittura Saul non è ancora in gioco, ma verrà scelto appunto da Samuele dopo che gli israeliti avranno chiesto: dacci un re. Quindi il re viene chiesto a gran voce dal popolo. Samuele dice: vabbè, fate pure, anche perché il Signore dice: guarda che in realtà non stanno rigettando te, si sono messi contro di me, ma ne pagheranno le conseguenze. Questa chiaramente è la lettura che dà la Bibbia, perché sappiamo che la visione ebraica, anche cristiana, è quella di una storia dove Dio entra nella storia e che la conduce anche attraverso dei percorsi che a noi possono sembrare poco comprensibili, ma alla fine il discorso è che Dio è il Signore della storia. E il tributo a Cesare, qui lo vediamo in un dipinto di un altro pittore del 600 che è Mattia Preti, che io non vorrei dire una eresia artistica, ma mi sembra molto ispirato a Caravaggio, d'altra parte del 600, questi luci e ombre, anche questi visi. Però questo dipinto, così come quello del Masaccio, su cui torneremo dopo, non è riferito all'episodio letto oggi, cioè quello di Matteo 22, ma a un capitolo precedente, cioè quando c'è Gesù con gli apostoli che entrano in Cafarnao. Pietro dovrebbe pagare il tributo, non ha il soldo per pagare, e Gesù dice: vai a pescare, troverai un pesce con in bocca una moneta. Infatti Pietro trova la moneta d'argento e paga il tributo per lui e per Gesù. Nel capolavoro di Masaccio si vede proprio questo fatto, perché c'è Gesù in mezzo che dice a Pietro cosa fare, a sinistra c'è Pietro che pesca il pesce e poi a destra dà il tributo all'esattore delle imposte. Su questo episodio, su questa frase si sono versati, come si suol dire, fiumi di inchiostro, per cui non farò qui adesso io l'esegesi di ciò che è da intendere correttamente. L'unica cosa, ci rimane questa frase che ci dovrebbe rimanere bene in mente: rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Dopodiché
ciascuno farà le proprie scelte nella sua vita. Concludo con questa visione di questo quadro bellissimo, eccezionale, di questo grande pittore del 400 italiano e toscano in particolare, con il Cristo appunto che indica a Pietro come si deve comportare. Bene, buona domenica a tutti, ciao ciao!